Giornata aperta delle fattorie didattiche è un'iniziativa della Regione Veneto che vede coinvolte le organizzazioni professionali legate all'agricoltura. E oggi siamo in piazza a Rovigo, in piazza Vittorio Emanuele II, e insieme a noi appunto ci sono dei rappresentanti di aziende agricole impegnate in questi importanti progetti. Qui accanto a me c'è la responsabile del progetto Fattorie Didattiche di Confagricoltura, Roberta Orlunghi, e a lei chiedo appunto un'impressione di questo pomeriggio che si sta facendo intenso. Beh, è un'impressione molto buona, è una iniziativa che è stata fatta per la prima volta sulle maggiori piazze del Veneto. Noi siamo appunto 19 aziende agricole e agrituristiche di Confagricoltura, sono tutte appartenenti alla rete di fattorie didattiche del Veneto, 16 sono associate all'associazione Bambini in Fattoria. Lo scopo è quello di far conoscere i bambini, soprattutto i bambini, il mondo rurale, l'importanza dell'agricoltura, il rispetto dell'ambiente e la sana alimentazione. Quali sono gli aspetti più qualificanti di queste attività dedicate ai bambini? Beh, gli aspetti più qualificanti è proprio far vedere ai bambini l'importanza dell'agricoltura, cioè far vedere ai bambini e far capire da dove nasce il frutto, dalle cose che loro mangiano abitualmente, che le trovano magari al supermercato o addirittura nel tavolo, senza sapere alla fine da dove vengano esattamente. Che cosa avete portato oggi in piazza qui? Oggi le fattorie didattiche di Confagricoltura a Rovigo hanno portato percorsi e laboratori didattici, quali il percorso far conoscere gli animali, quindi con i pony, ai bambini, farli toccare, accudirli, insegnare loro come accudirli. Poi il percorso dell'orto, quindi la preparazione, far vedere i bambini dal seme proprio al prodotto finito, facendoli lavorare proprio con le mani. E poi ci sono il miele, la casa del miele, dove faranno vedere appunto come si ottiene il miele, e la casa della farina, cioè nel senso con un piccolo mulino dal seme faranno poi la farina, e le piante officinali e poi le zucche, come coloriamo le zucche. Ringraziamo Roberta Orlunghi, responsabile del progetto Fattorie Didattiche di Confagricoltura Rovigo, e diamo il benvenuto a Lorenza Bellettato, responsabile invece del progetto Fattorie Didattiche di Coldiretti Rovigo. Signora Bellettato, il pomeriggio di oggi si presenta molto vivace e naturalmente molto partecipato anche da parte dei bambini. Lei è abituata a vivere a contatto con i bambini, a sollecitare questi progetti. Vuole darci le impressioni del pomeriggio? Certo, questo è soltanto un piccolo zoom, l'abbiamo definito in questo modo, di quelle che sono le attività possibili nelle fattorie didattiche, ma accanto alle attività nelle fattorie didattiche noi proponiamo anche delle animazioni nelle scuole proprio per aiutare i ragazzi e gli insegnanti a riappropriarsi del concetto della stagionalità e dell'importanza del consumo dei prodotti del territorio dove i bambini abitano con le loro famiglie. Siamo disponibili anche a delle animazioni con i genitori, perché tutto il lavoro che si fa nell'ambito scolastico poi possa essere continuato nella vita quotidiana con i pranzi e le merende di tutti i giorni. Benissimo, quindi un plauso all'iniziativa e un plauso naturalmente alla Regione che ci sostiene, che ci fa questo tantam a livello regionale appunto su tutti i media, e dobbiamo proprio ringraziare la Regione, perché con le nostre forze non avremmo mai raggiunto questi obiettivi. Un plauso quindi all'iniziativa e naturalmente all'impegno profuso, ma il nostro viaggio non finisce qui. Noi continuiamo, andiamo in provincia di Verona, e da Rovigo a tutto restate con noi, Verda Nord-Est continua.